Con Paolo Bologna, uno dei referenti di Alba Rosa. Alba Rosa, sappiamo, un'associazione importante, avete fatto un incontro veramente di altissimo livello in Sala Eracle con il professor Calabresi, ma non solo, avete parlato di sclerosi multipla e quindi è l'occasione giusta per sentire i prossimi programmi di Alba Rosa e naturalmente anche un tuo giudizio di quello che avete fatto e siete riusciti a fare in Sala Eracle appunto con il professor Calabresi. Buongiorno Leandro, grazie per la tua disponibilità. Sì, l'evento che tu hai accennato ha avuto una riuscita eccellente a sentire le recensioni, le considerazioni dei presenti e il grazie va esteso a chiunque nel mondo dell'informazione come giornalisti come te che sono sempre sensibili a queste iniziative che tendono a implementare l'informazione al pubblico sia dal punto di vista sociale, ricreativo, economico e anche nell'ambito sanitario. Un grazie voglio darlo a nome di Alba Rosa, la mia associazione che appartengo, che purtroppo il direttore generale, il dottor Barison e il presidente Renzo Smolari, il dottor Smolari, non potevano essere presenti per impegni presi precedentemente, però a nome anche loro ringraziamo l'amministrazione comunale nella veste del sindaco e tutti gli assessori che erano presenti all'evento. Un grazie particolare all'assessore Mantovan, che è sempre disponibile, è una nostra concittadina, ma sempre disponibile a essere presente, a portare il saluto all'istituzione. E poi abbiamo avuto, Leandro, due realtà che, come hanno detto anche loro, le ho tampinate, si dice così, è vero, che è nella veste del cardiochirurgo di fama mondiale, il professor Gino Gerosa. Tra l'altro assessore regionale alla sanità. Esatto, è l'attuale assessore regionale alla sanità, e dell'amico Antonio De Poli, senatore questore della Repubblica Italiana Antonio De Poli, che come ha detto l'ho cercato e ci ha onorato e ha portato il saluto istituzionale del governo. E poi dopo abbiamo avuto, lo sai, il relatore, il professor Calabrese, Massimiliano Calabrese, che gestisce il gruppo neurologico dell'ospedale Borgo Roma, è un neurologo a livello, lui e la sua equipe a livello internazionale, il quale, sentito dai presenti, ha affascinato, coinvolto tutta l'assemblea. Abbiamo visto anche le domande che poi dopo la platea ha fatto e ci siamo anche fermati perché avevamo dato oltre l'orario prestabilito. Ma non da dimenticare tutte le associazioni che ci hanno aiutato, che vuol dire il gruppo sportivo di Taglio di Donada, il gruppo associazioni delle Fornaci, la comunità cristiana sinodiale, tutti i parroci, tutti i sacerdoti ci hanno aiutato, il centro San Giusto, l'università popolare, il signor, non voglio dimenticare il signor Gelsomino, anche il volantinaggio che è stato fatto, la fioreria Floss che ci ha creato gli arredi e in particolare anche diversi dipendenti dell'amministrazione comunale si sono attivati per queste iniziative. Dove c'è la salute, giustamente si aprono le porte. Ecco, noi siamo qua a Cappellino. Cappellino è una piccola frazione, una piccola località di Portoviro, perché poi tra l'altro tu, oltre che essere con Alba Rosa eccetera, segui anche il gruppo sinodale di Portoviro. Sì. E ci sarà una festa importante domenica, quante ne abbiamo domenica? Domenica 26. Ecco, domenica 26 ci sarà Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Dianin. E cosa sarà questa festa in particolare? Sì, vogliamo ricordare che 70 anni è stata la data della consacrazione di questa chiesa, della chiesa di Cappellino, in cui ci sono diverse opere e col comitato parrocchiale, assieme ai sacerdoti e tutti quanti, abbiamo giustamente deciso di fare 2 giorni di festa, che sarà il sabato 25 un concerto con la partecipazione del coro Michelanus nella forma di preparazione all'evento, e poi seguirà la domenica, come hai accennato te, verrà celebrata da Monsignor Dionin, il vescovo di Chioggia, concelebrata con tutti i sacerdoti, e si festeggerà. E poi dopo nei locali dei giovani esploratori ci sarà un momento di conviviale dei presenti per scambiare quattro chiacchiere, salutarci e vogliamo sottolineare veramente l'importanza della Chiesa, perché la Chiesa è una realtà dove chiunque, soprattutto anche nei momenti di fragilità, di sconforto, cerca rifugio. Praticamente valorizziamo questi patrimoni.
Paolo, ti ringrazio, naturalmente ricordiamo ancora Albarosa, questa importante associazione, ricordiamo che poi Paolo Bologna e la moglie Susanna Pozzati sono coinvolti in tantissime attività associative e quindi ve ne fa specie e vi faccio i complimenti personali. Ti ringrazio di cuore, ti auguro veramente buona giornata a te.